E per questa edizione è tutta, adesso vi lascio a Barzellette a seguire il Festival della canzone siciliana. Buon proseguimento su Antena Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Tragedie diverse, un unico dolore: incornato e ucciso da un toro mentre lavorava in un'azienda agricola. Il drammatico episodio che chiude una giornata nera per la Sicilia, segnata da una scia di morti sul lavoro. 3 vittime in poche ore tra Palermo, Messina e Carrara. Ero lì per caso, parla Pasquale D'Alì, l'imprenditore tra gli indagati per il crollo della palazzina di Messina, ascoltato dalla procura. Intanto proseguono le ricerche dei 2 dispersi, mentre l'inchiesta entra nel vivo con gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento. Riesi finita la caccia all'uomo, si è costituito l'uomo accusato del duplice tentato omicidio di 2 giorni fa. Vittime: un uomo e una donna, feriti a colpi di arma da fuoco. A sparare un pastore con precedenti, probabile il movente di natura passionale. Catania violenta, colpito al volto con una pietra durante un controllo in viale Kennedy alla Playa. Un agente della polizia locale è finito in ospedale e adesso rischia di perdere la vista da un occhio. L'autore, un giovane figlio di un noto professionista, è stato sottoposto a TSO e poi arrestato. Dopo i rincari per la benzina arrivano i rincari anche per le isole minori. Dal 10 agosto aumentano del 18% i biglietti delle navi Siremar. Il caldo soffocante non darà tregua almeno fino a Ferragosto. Gli esperti dicono una ricetta per star meglio: ci sarebbe più alberi e meno cemento. Calcio, Gabriel Sferlazza è un nuovo calciatore del Palermo. Il grande colpo del mercato estivo dei rosanero è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto. Sul fronte Catania, il difensore Marco Perrotta è un nuovo giocatore appunto del Catania. L'ufficialità nell'escursione, mentre i rossazzurri preparano a Norcia la prima gara ufficiale di sabato a Vicenza. Intanto impennata degli abbonamenti. Bentrovati. Schiacciati dal trattore, da lastre di marmo, tragico destino per 2 messinesi morti entrambi sul lavoro, mentre nelle campagne del Palermitano un 78enne è stato incornato e ucciso da un toro. Ci racconta questi tragici epiloghi Tonino De Mano. 2 storie diverse, 2 luoghi lontani, ma lo stesso tragico destino. In un solo giorno la provincia di Messina piange 2 suoi figli, morti entrambi sul lavoro. La prima tragedia si è consumata nelle campagne di Pettineo. A perdere la vita è stato Saverio Benedetto Di Marco, 61 anni, allevatore, il cui corpo è stato ritrovato dai carabinieri al confine con Mistretta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato in un burrone con il mezzo agricolo, rimanendo schiacciato. In un post su Facebook, il comune di Pettineo lo ricorda come un uomo profondamente legato alla sua terra, alla quale aveva dedicato una vita di lavoro e sacrificio, contribuendo a custodire le tradizioni e l'identità del territorio. In Toscana, esattamente a Carrara, un'altra vittima con radici messinesi. Aldo Gullotti, 44 anni, originario di Milazzo, è morto schiacciato da alcune lastre all'interno di un'azienda che lavora il marmo. Un operaio esperto, stimato dai colleghi, che lascia un figlio di 10 anni. E la giornata funesta di ieri è stata completata nelle campagne tra Gangi e Geraci Siculo, quindi nel Palermitano, con la tragica fine di Vincenzo Giaconia, 78 anni, incornato e ucciso da un toro in un'azienda agricola. Vano ogni tentativo di salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate al petto.
Ero lì per caso, parla Pasquale Dalì, l'imprenditore tra gli indagati per il crollo della palazzina di Messina, ascoltato ieri dalla Procura. Intanto proseguono le ricerche dei due dispersi mentre l'inchiesta entra nel vivo con gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento. Oggi nella cappella del Policlinico di Messina la camera ardente dedicata alla giovane Alessandra Fazzica. Sentiamo Roberto Lunghi. Ero lì per caso, sono stato subito travolto dai calcinacci ma sono riuscito a scappare. Il racconto di Pasquale Dalì, l'imprenditore indagato per il crollo della palazzina di Pistunina, al termine dell'interrogatorio in procura nella caserma dei Carabinieri di Tremestieri. Dalì, ferito nel cedimento dell'edificio operato nei giorni scorsi, ha risposto alle domande accompagnato dal suo legale, per il quale il suo assistito sarebbe stato incaricato dalla proprietà solo per un controllo sullo stato dei pilastri in vista dell'eventuale avvio dei lavori che sarebbero iniziati da poco e non avrebbero dunque avuto collegamenti con il crollo. Oltre a Dalì sono indagati per omicidio colposo plurimo, rimozione od omissione dolosa di cautele, contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi anche Alessandro Panarello, titolare della società che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina, e l'ingegnere Pietro Leone, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sul fronte giudiziario interviene anche la difesa della famiglia Leone, proprietaria dell'edificio. Il legale sottolinea di non conoscere gli elementi sulla base dei quali gli investigatori hanno ritenuto di attribuire alla famiglia il ruolo di committente dei lavori. Secondo i legali sarebbe necessario chiarire quali siano gli ulteriori elementi che hanno portato a questa ricostruzione. Intanto a Pistunina proseguono le ricerche dei vigili del fuoco, di Santino Magazzù e l'Airu, ancora dispersi sotto le macerie, mentre resta il dolore per le 4 vittime ricordate dalla comunità nella veglia di preghiera della parrocchia San Nicolò di Bari. Ora la parola passa ai consulenti tecnici della Procura, chiamati a stabilire le cause del cedimento, mentre i medici legali procederanno con le autopsie sulle vittime. Svolta nelle indagini sul tentato duplice omicidio di Riesi, il principale sospettato si è presentato in carcere spontaneamente mentre gli investigatori cercano ancora di fare piena luce su quanto accaduto. Il servizio di Rita Cinardi. Si è conclusa con la costituzione del principale sospettato la caccia all'uomo per il tentato duplice omicidio avvenuto lunedì nelle campagne di Riesi. Il 55enne, un pastore con precedenti per reati contro la persona, si è presentato nel carcere di Enna ponendo fine a oltre 24 ore di ricerche. Per rintracciarlo erano stati mobilitati i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta insieme allo squadrone cacciatori di Sigonella, che avevano battuto le campagne tra Riesi e Ravanusa nel tentativo di intercettarlo. Dopo la costituzione l'uomo è stato sentito per diverse ore dai carabinieri. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione il movente. L'ipotesi privilegiata resta quella di natura passionale, anche se gli accertamenti proseguono per verificare l'eventuale presenza di altri elementi che possono aver contribuito a scatenare la sparatoria. È confermato invece che il 58enne e la 40enne rimasti gravemente feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna, sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa, continua a migliorare e nelle prossime ore dovrebbe lasciare il reparto di rianimazione per proseguire le cure in neurochirurgia. Saranno proprio le sue dichiarazioni, insieme a quelle già raccolte dagli investigatori, a contribuire a chiarire nel dettaglio cosa sia accaduto nelle campagne di Riesi e quale sia stato l'esatto movente del tentato duplice omicidio. Catania, agente della polizia municipale ferito al volto con una pietra durante un servizio sul viale Kennedy. La prognosi supera i 30 giorni. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si è recato in ospedale per far visita all'agente ferito. Sentiamo Tonino De Mana. Colpito in pieno volto da una grossa pietra, tanto da rischiare di perdere la vista da un occhio. Ancora un'aggressione a Catania ed ancora una volta un agente della polizia municipale finisce dritto in ospedale durante il turno di lavoro. L'ultimo intollerabile episodio si è verificato martedì pomeriggio, quando una pattuglia stava sanzionando un parcheggiatore abusivo sul viale Kennedy. Ad assistere alla scena, per poi diventare protagonista, un giovane di 25 anni, figlio di un noto professionista catanese, che in evidente stato di alterazione si è scagliato contro gli agenti. C'era una persona che si muoveva piuttosto nervosamente raccogliendo delle pietre da terra. Non era un complice del parcheggiatore? Assolutamente non aveva nulla a che vedere col parcheggiatore. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, il vigile urbano ha riportato una frattura nella zona orbitale di un occhio. Non corre pericolo di vita, però c'è una prognosi superiore ai 30 giorni sicuramente. L'aggressore è stato sottoposto a TSO, una spirale di violenza che non si arresta tra vigili urbani investiti o picchiati, a testimonianze
vigilanza di un clima pesante nei confronti di chi opera in città. Lavorare in queste condizioni con rischi continui non è sicuramente, non aiuta né il morale né l'efficienza del servizio. Vorrei far capire ai cittadini per bene che il vigile urbano è dalla loro parte, il poliziotto municipale è una risorsa per la città ed è soprattutto a tutela delle persone oneste e che si comportano bene. È paura allo Zen di Palermo. Una baby gang di ragazzini tra i 10 e i 12 anni ha preso di mira un autobus Amat. Appena scesi dal mezzo hanno lanciato pietre e mandato in frantumi un finestrino. Danni per migliaia di euro. L'azienda annuncia il ritorno della vigilanza sulle linee considerate più a rischio e quindi parliamo di violenza in generale nelle città. Accelerazione improvvisa del nuovo iter autorizzativo per il ponte sullo stretto di Messina. In 24 ore via libera da Bruxelles e dal Consiglio dei Ministri, ma mancano ancora 2 passaggi, come ci spiega Manlio Viola. Il ponte sullo stretto di Messina torna ad essere una infrastruttura prioritaria e strategica per il Paese. Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri sera ha approvato la nuova delibera IROPI che definisce l'infrastruttura appunto strategica. L'ha fatto dopo aver acquisito anche i 2 pareri di impatto e di fattibilità ambientale. La nuova delibera supera quella analoga che era stata bloccata dalla Corte dei Conti con 2 diversi pronunciamenti e 5 prescrizioni da dover superare. È un altro passaggio fondamentale in vista della nuova delibera che dovrà assumere il CIPES, ha detto il presidente della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Appena ieri da Bruxelles erano arrivate notizie informali in base alle quali l'appalto originale può essere mantenuto in vita perché rispetta i criteri europei. Di fatto l'aumento della spesa non è superiore al 50%, il cambio della fonte di finanziamento è all'interno del perimetro delle regole europee, come anche le altre modifiche. Ma i passaggi così consumati, seppur importanti, non danno il via libera definitivo all'opera. Domani è convocato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dovrà esprimersi sull'infrastruttura, poi toccherà la delibera del Comitato Interministeriale, il CIPES, e quella dovrà essere sottoposta al visto della Corte dei Conti. Insomma, più di metà della strada è stata già rifatta dopo il primo no della Corte. Adesso l'altra metà potrebbe essere in discesa anche alla luce delle modifiche normative degli ultimi mesi. Plaudono all'azione del governo e alla dimostrazione di perseveranza dalla maggioranza, mentre urlano all'ennesima presa in giro dall'opposizione. E c'è una brutta sorpresa per chi parte verso le isole minori siciliane. Dal 10 agosto infatti aumentano del 18% i biglietti delle navi Siremar, rincari per passeggeri, auto, mezzi commerciali e perfino per i residenti. La compagnia parla di costi del carburante sempre più alti e dell'assenza di aiuti al settore. A Catania ha approvato il regolamento sulla definizione agevolata dei debiti nei confronti del Comune. Oggi comunicate le modalità operative della cosiddetta pace fiscale. La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti anche attraverso l'app Catania. Sentiamo il sindaco Enrico Trantino. Stiamo dando l'opportunità ai cittadini di pagare l'arretrato senza le sanzioni, senza gli interessi e in questo modo anche in qualche modo di fornire dei servizi adeguati alla città, perché poi con quelle somme noi non faremmo altro che restituire manutenzione verde, manutenzione strada, quello che i cittadini chiedono per una città migliore. Cosa significa questo? Creazione di economia indiretta, di aumento del prodotto interno lordo e quindi tutta una serie di funzionamenti che potrebbero migliorare l'interesse di tutti. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, commissario straordinario per l'area di Niscemi Siciliano, ha firmato l'ordinanza che disciplina l'assegnazione dei contributi per i titolari degli immobili distrutti o danneggiati dalla frana del 18 gennaio scorso. E prima di aprire la pagina che riguarda il grande caldo che stiamo vivendo in questo momento in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia, parliamo dell'Etna, perché l'Etna torna a farsi sentire e vedere con un evento esplosivo che è stato registrato alle 21:51 della notte scorsa dal cratere Voragine, seguito poi da un'attività stromboliana che produce una debole emissione di cenere che si disperde in
in direzione est-sud-est e quanto emerge dal monitoraggio dell'INGV, l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta con l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa, cosa per cui tutti i passeggeri, soprattutto poi in questo periodo di ferie e di grande afflusso turistico all'aeroporto, ci preoccupiamo. Ma contemporaneamente arriva anche un'altra notizia da Stromboli, perché l'INGV ha segnalato la tracimazione lavica nell'area craterica nord dello Stromboli, con un flusso modesto che si attesta nella porzione alta della Sciara del Fuoco. L'INGV la segnala dalle 7 della mattina di oggi, appunto nell'area craterica nord dello Stromboli, appunto, è quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Prosegue l'ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche, nord e centro-sud. Insomma, i nostri due vulcani siciliani si fanno sentire. Adesso andiamo al caldo, al grande caldo, isole urbane di caldo. Gli agronomi e gli esperti chiamano così le città in cui boccheggiamo d'estate. Per uscire da questo circolo vizioso la ricetta è semplice, anche se difficile da applicare: meno cemento e più alberi, come ci racconta Lorena Dolci. Città come trappole di caldo e noi, ostaggio dei condizionatori. Notti sempre più tropicali, con tassi di umidità insopportabili e bollini rossi a punteggiare le nostre estati. Chi non va in vacanza scopre a sue spese come il cemento che ci circonda continua a restituire il calore accumulato durante il giorno. 5 gradi la differenza delle aree urbane rispetto alle campagne circostanti. La ricetta è semplice da intuire, meno da applicare. Il mantra comune è: mettiamo più alberi, ma questo non basta. Bisogna levare all'interno delle città, quindi levare tutte quelle strutture che non servono, trovare spazi residuali dove poter ottenere del terreno e poter inserire del verde. Molte abitazioni poi sono state progettate per trattenere il calore in inverno, ma non per rinfrescare come quelle di una volta. E sicuramente il ricircolo dell'aria, che già era presente nelle strutture più antiche di Palermo, quello che facevano un po' gli arabi. Accorgimenti che consentirebbero di ricorrere meno ai climatizzatori, che creano un circolo vizioso spostando aria calda dall'interno verso l'esterno. Noi viviamo nelle città da secoli perché vogliamo stare insieme. Per noi la città è stata una grande opportunità. Adesso la città si sta rivelando una trappola. Intanto la crisi idrica continua a mettere in difficoltà Agrigento e la provincia. Esplode di nuovo la polemica sul dissalatore di Porto Empedocle. Il comitato Mare Nostrum denuncia ritardi, opera incompleta e chiede chiarezza. Davide Sardo. La crisi idrica continua a pesare su Agrigento e su gran parte della provincia. Nonostante la fine dell'emergenza dichiarata nei mesi scorsi, l'acqua resta un problema per migliaia di cittadini. In molti comuni i turni di distribuzione sono ancora lunghi e i disagi non sono finiti. Una situazione che continua ad alimentare polemiche e interrogativi sull'efficacia delle opere realizzate per fronteggiare la carenza idrica. Tra queste c'è il dissalatore di Porto Empedocle. A oltre un anno dall'avvio dei lavori, il comitato Mare Nostrum sostiene che l'impianto non sia ancora completato e che non abbia mai raggiunto la produzione annunciata. Il dissalatore non funziona, è privo del suo pennello a mare, quel pennello che avrebbe dovuto disperdere a 800 metri circa la Salamoia. Ebbene, il primo pennello è stato perso in una mareggiata quest'inverno e adesso ancora lavorano da mesi al secondo pennello. Sono fermi sempre nello stesso punto, ma ci chiediamo quando ancora deve durare questo teatro dell'assurdo. Nemmeno Beckett avrebbe mai potuto immaginare una tale assurdità. Noi abbiamo inviato un ricorso al Presidente della Repubblica, aspettiamo fiduciosi per un dissalatore che non ha mai funzionato per come dovrebbe, che non ha mai fornito l'acqua che avrebbe dovuto fornire e che ancora oggi occupa una porzione di spiaggia che da PRG doveva servire a ben altro. Una vicenda che continua ad alimentare il dibattito sul futuro del dissalatore e sulla gestione della crisi idrica nel territorio agrigentino. Come un gruppo di pirati, ieri associazioni e ambientalisti sono sbarcati ad Aci Trezza per chiedere alla Regione di completare al più presto il collettore fognario, fermo per vari intoppi nei lavori. Sulla costa catanese non si può fare il bagno senza pagare il biglietto d'ingresso, dicono. Lorena Dolci.
Sono approdati in canoa, SUP e con qualsiasi mezzo galleggiante. Sono sbarcati ad Aci Trezza e da qua in corteo, accompagnati dal suono delle conchiglie, sono arrivati allo storico cantiere navale Rodolico. Una sorta di incursione piratesca, ma il tesoro che cercano questi pirati ambientalisti non è oro gioielli, ma mare pulito per tutti. L'appuntamento per l'assemblea pubblica è proprio nei pressi della zona dove sarebbe dovuta sorgere la pompa di sollevamento del collettore fognario. Questa è è l'ultima pompa di sollevamento che doveva completare fondamentalmente i lavori del collettore fognario nel territorio del comune di Aci Castello. Doveva essere pronta entro il mese di gennaio. C'è stato il ciclone Harry che ha bloccato fondamentalmente i lavori, però dal 21 di gennaio ad oggi non si è più visto nessuno. Sepolta dai detriti della mareggiata è solo uno degli intoppi dei cantieri fermi anche ad Ognine e a Piazza Galatea. Il centro studi Aci Trezza e l'associazione Salmastra chiedono alla regione di concludere al più presto l'opera. In cantiere dal 2013 è costata finora oltre 20 milioni di euro. Nel frattempo, come confermano i dati di Goletta Verde, le fogne continuano a sversare a mare, che resta torbido e spesso inaccessibile. Catania sono 5 km di costa, partendo dal lido Bellatrix al lido della stazione. Di questi 5 km soltanto circa 300 sono effettivamente accessibili, sono praticamente tutti a San Giovanni Licuti, dove tra l'altro c'è divieto di balneazione. Risulta incredibile pensare che non è possibile farsi il bagno senza dover pagare un biglietto d'ingresso. Momenti di paura nella riserva dello Zingaro. Una escursionista di 43 anni è rimasta ferita lungo un sentiero impervio. Decolla dunque un elicottero dell'aeronautica militare che con il verricello recupera la donna e la trasporta d'urgenza all'ospedale di Trapani. Decisivo il lavoro con il soccorso alpino. Andiamo adesso a Palermo perché manca solo l'ufficialità. No, ci fermiamo per una pausa. Tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio mercato perché Strefezza si avvicina al Palermo, visite mediche e poi la partenza per l'Australia dove il Palermo appunto è in tournée. Sul fronte cessioni, Osti al lavoro per trovare una sistemazione ad alcuni calciatori fuori dal progetto. Marco Gulla. Tutto fatto, Gabriel Strefezza è ufficiosamente un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno offensivo, il grande colpo del mercato estivo dei rosanero, è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto con il club di Viale del Fante. Successivamente Strefezza raggiungerà la squadra in Australia dove il Palermo è impegnato nella tournée precampionato. L'esterno ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da futuro giocatore rosanero. Sono contentissimo, sono carico, voglio iniziare il prima possibile. L'ex Lecce Como, arrivato a titolo definitivo dall'Olympiakos dopo il prestito al Parma nella seconda parte della stagione scorsa, è quindi pronto per aggregarsi alla sua nuova squadra. Il suo esordio potrebbe avvenire già l'11 agosto nel match amichevole che il Palermo giocherà a Perth contro la Juventus. Il DS Ostia adesso è al lavoro per provare a sfoltire la rosa. Sotto osservazione restano le posizioni di Leduaron e Giasi, la cui eventuale partenza libererebbe posto per un'altra alla destra e un centravanti di riserva. Sul fronte dell'attacco si registra una battuta d'arresto per Stefano Moreo a causa della resistenza del Pisa sulle cifre, spingendo il Palermo a valutare profili alternativi o a confermare appunto Leduaron come vice Poyampalo. Sul piano delle cessioni resta prioritaria la ricerca di una sistemazione per i 4 calciatori fuori dal progetto tecnico, ovvero Brunori, Diachité, Buttaro e Blen. Il Catania continua la preparazione a Norcia in vista del match di Coppa Italia col Vicenza. Intanto sul mercato è ufficiale l'ingaggio di Perrotta. Sentiamo Marco Carli. Mentre il Catania lavora a Norcia, i tifosi ribadiscono il loro affetto. Questa è la situazione al Massimino che fa seguito alla comunicazione del club sugli abbonamenti. Un'autentica impennata registrata anche ai botteghini. La stagione sta per iniziare ufficialmente, l'attesa sta per finire e cresce come sempre a Catania la passione. Dobbiamo meritare. Il tecnico Longo in questo video si riferisce alla maglia che sarà indossata dagli etnei nel match del Menti di sabato, ma la frase si può mutuare per la partecipazione dei tifosi, sempre grande, sempre crescente, come dimostrano i numeri.
E in vista della partita di Vicenza, che segnerà l'esordio ufficiale in stagione, il club continua a lavorare sul mercato. C'è ancora poco meno di un mese per completare l'organico. Sono 11 le cessioni rispetto all'ultima stagione e altre ne arriveranno, Di Noia per esempio, e non solo. Cicerelli segna gol di questo tipo in allenamento e la tifoseria spera possa restare. Il video dimostra quanto si senta dentro al progetto. In arrivo dialoghi serrati con l'entourage di Rocchetti, ma tanto dipende dalla posizione della Cremonese, proprietaria del cartellino, e dalla volontà di lasciarlo partire. Il Catania ci lavora, consapevole che in caso dovrà fare spazio a sinistra, cedendo qualcuno come Donnarumma. Perrotta dà esperienza e capacità di centrare il risultato, 1 anno di contratto con opzione per il secondo. Poi sarà il turno di centrocampo e attacco per dare ulteriore impulso all'entusiasmo. Bene, dunque questa era l'ultima notizia. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa curata dal collega Orazio Longo. Prossimo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 13:30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.